Dopo circa 25 anni è entrata in funzione un'opera strategica per la città patavina. Da domenica mattina 22 settembre l'apertura alla viabilità della direttissima per Abano. La nuova bretella percorribile che collega Curva Boston in tangenziale a Padova con via Diaz ad Abano, un'opera che ha subito un iter lunghissimo sia sotto il profilo progettuale sia per i finanziamenti, sgraverà il quartiere della Mandria che finalmente sarà liberato dalla soffocante morsa del traffico, una zona che in questi ultimi anni è stata interessata dal traffico di attraversamento, specie quello pesante, che oltre ad inquinare ha sempre rappresentato un elemento di pericolo. La ricaduta positiva è stata immediata e si dovrebbero vedere i benefici anche al Bassanello. Il primo giorno lavorativo di traffico non ha dato luogo a particolari disagi. È stata aperta la bretella, ma Veneto Strade prosegue con i lavori sul verde e con l'installazione delle barriere antirumore. Non l'ho fatta, non l'ho ancora fatta, no. Lo farò prossimamente. Secondo lei potrebbe portare dei benefici per i cittadini? Se l'hanno fatta per qualcosa, ma qua mi sembra di vedere un po' meno traffico, vero? Buona traversata. Vedendo da qui, quando passa, vede meno traffico? Per arrivare qui si vede meno traffico, meno incidenza. Speriamo sia così, che continui così. Devo ancora farla, devo ancora vederla. Vedo i lavori che stanno facendo da casa mia, ma so che è stata inaugurata. Secondo lei porterà dei benefici? Penso di sì, senz'altro per la Mandria, per di qua non passo quasi mai. Però vedo che la mattina nella curva Boston c'è meno coda, perché stando a casa mia vedo la curva Boston e c'è meno gente. È già passata la nuova bretella? Sì, Come le sembra? molto stretta. Sinceramente non l'ho ancora usata, ho visto che è stata cambiata la viabilità verso Abano, mi sembra funzionale, soprattutto perché diminuisce la velocità delle macchine che andavano verso Montegrotto, era sempre un po' problematico lì. Lei ha visto meno traffico da quando è stata fatta? Su questa strada qua sì, ho visto che è aumentato, vedo che ci sono parecchie macchine anche che passano in bretella, quindi è utilizzata. Effettivamente ho notato meno traffico che di solito, almeno il venerdì, era problematico.